Bene, è tempo di votazioni alla Libero Consorzio. Siamo con il segretario provinciale di Fratelli d'Italia, Adriano Barba. Raccontaci un po' quello che sta succedendo. Sta succedendo quello che è previsto dalla normativa, i partiti si stanno attrezzando e oggi abbiamo appuntamento con la Commissione per depositare, nel nostro caso, la lista di Fratelli d'Italia, supportando anche quella del candidato presidente Stefano Castellino. Auspichiamo presto, se devo dirla tutto, un ritorno all'elezione diretta anche noi, perché riteniamo corretto e giusto che i cittadini siano per primi chiamati a rispondere di una proposta politica. Segretario, allora Castellino presenterà la sua lista come presidente supportata dai vari partiti. A quanti ammontano il supporto di questi consiglieri comunali? Ma noi diciamo che siamo rimasti fedeli e coerenti col governo nazionale e regionale. Oggi presentiamo una candidatura che è quella di Stefano Castellino, supportata dagli amici e alleati della Lega, dell'UDC, di Noi Moderati e della DC. Per cui insieme abbiamo determinato e disposto che possiamo dare risposte in sinergia col governo regionale e nazionale, dopodiché spiace apprendere che a pezzi del centrodestra abbiamo deciso di fare altre scelte e si assumeranno evidentemente la responsabilità politica di questo dato. Ecco, come mai molti si chiedono come mai da Agrigento, roccaforte del centrodestra, il centrodestra si spacca su due candidati. Ma vede, ripeto, noi siamo stati più volte abbiamo coinvolto gli amici di Forza Italia e dell'MPA e non abbiamo avuto evidentemente riscontro, per cui rimanendo fedeli e dovendo rimanere coerenti, così come ci ha insegnato a fare Giorgia Meloni, rispetto ai valori di centrodestra, abbiamo preferito andare avanti nel rispetto, diciamo, di una coerenza che ci vede legati al governo regionale e nazionale con partiti che sostengono convintamente e seriamente il governo nazionale e regionale. Ogni partito presenterà la sua lista e quindi vuol dire che ha dei consiglieri nei vari comuni della provincia, no? Noi abbiamo presentato una lista completa di 12 candidati, una lista che seleziona, secondo noi, buona parte, ne avevamo anche altri, tanti altri, ma buona parte della nostra classe dirigente, dei nostri amministratori. Andremo avanti spiegando agli amministratori l'importanza di questa tornata elettorale, che è determinante per rispondere a diversi quesiti. Voi sapete che questo ente, già benché sia privo della rappresentanza politica del 2013, sta lavorando in sinergia col governo Meloni per il tema dell'aeroporto. È un tema a noi molto caro, perché è un governo nostro che sta sposando questa causa, per cui vorremmo essere anche qui determinanti per affrontare questo insieme a tanti altri temi. Le strade provinciali, le scuole che attendono da tanti anni, troppi anni ormai, una risposta concreta rispetto all'abbandono della politica a questi temi. Quindi noi siamo qui serenamente, faremo la nostra campagna elettorale spiegando agli amministratori l'importanza di questi temi, l'importanza di essere soprattutto coerenti rispetto, ripeto, al governo regionale e nazionale. Io sono il candidato di una parte sicuramente del centrodestra, con Fratelli d'Italia, Democrazia Cristiana, Noi Moderati, Lega e UDC, che ringrazio di cuore per il loro aperto sostegno, ma mi sento di essere il candidato di molti amministratori, colleghi sindaci, consiglieri comunali che conosco da diversi anni, con i quali abbiamo sempre collaborato, e spero di rappresentare nell'ente provincia il buon governo, la capacità di amministrare, l'essere a servizio di una comunità, l'impegno, la professionalità e la passione e la dedizione per un territorio. Lei è stato già consigliere provinciale, ricordiamo, ecco, quindi conosce bene le priorità e i meccanismi del Libero Consorzio. Ecco, le priorità che lei darà in caso di elezione. Io sono stato per quasi 3 anni assessore della provincia regionale di Agrigento, da sindaco rivesto e ho rivestito per già quasi 3 anni il ruolo di presidente della terza commissione del Libero Consorzio, conosco questo ente, sono molto innamorato dell'ente provincia per ciò che rappresenta, un ente di collegamento forte tra i comuni, la regione e il governo centrale, quindi il governo nazionale. Le priorità sono quelle che conosciamo, dalla viabilità agli istituti scolastici che necessitano una manutenzione perché ormai da diversi anni sono abbandonati a loro stessi, ai servizi sociali, al fatto che siamo frontiera di Europa con la nostra Lampedusa e non solo. Sì, vai.
ed è per noi fondamentale che la provincia possa essere amministrata con un impegno unico, perché l'assenza dell'ente di area vasta in questi quasi 13 anni si è vista e si è sentita davvero Uno tanto. dei tanti punti, per esempio, che mi viene in mente è l'università. Assolutamente, l'università, io ricordo che all'epoca la provincia era vitale, forte a sostegno dell'Università di Agrigento e deve ritornare a esserlo, non solo per la città di Agrigento, ma per tutti i comuni che all'epoca erano coinvolti e che adesso hanno rasentato la marginalità. L'università sarà uno dei punti nodali che affronteremo proprio nei primi giorni della nostra amministrazione. Ecco, anche gli aeroporti, ad esempio, lei recentemente è stato protagonista di alcune decisioni. Insieme ai colleghi della terza commissione abbiamo seguito e portato avanti quello che arrivava da input importanti da parte del governo nazionale, dall'onorevole Pisano, al ministro Salvini e a tutti coloro i quali, ripeto, in tutto l'arco costituzionale stanno seguendo questa importante infrastruttura. Capisco che i nostri concittadini dopo 60 anni di parlare di aeroporto saranno scettici, ma non dovrà mai mancare per l'attività nostra locale e la provincia sarà il punto nodale per far sì che questa volta l'aeroporto di Agrigento possa diventare realtà e non più un sogno. Perché non si è arrivati all'unità, Sindaco? L'unità l'abbiamo auspicata in tutti i modi. L'abbiamo auspicata in tutti i modi, abbiamo fatto diversi appelli e siamo convinti che alla fine nel cuore di tutti gli amministratori l'unità era la cosa migliore, e credo che in realtà l'unità ci sia. Perché nel cuore di ogni amministratore, nel cervello di ogni amministratore, ognuno di noi sa realmente quale sarà la scelta migliore per questa provincia e l'unità la troveremo in questa campagna elettorale e la troveremo sicuramente dopo il giorno 27. Molti si chiedono: sarà possibile orientare il voto di tanti consiglieri comunali del territorio, considerando che si va da Licata al mare, Porto Empedocle alle montagne, Terresicane? Questa terribile legge elettorale, che è la del Rio, ha tantissimi difetti. È auspicabile e lo vorremmo con il cuore che si ritorni all'elezione diretta dove il popolo possa determinare chi guidare l'ente provincia e il consiglio provinciale. Ma ha un unico vantaggio questa legge quasi aberrante, ma ha un unico vantaggio. Sono due schede, una per il presidente e una per il consiglio provinciale. E ciò consente un'espressione libera da ogni ipotetico condizionamento nel voto di giorno 27. Attenzione, io non credo in nessun tipo di condizionamento, ho un rispetto enorme di sindaci e consiglieri comunali, del mondo civico, del mondo del centrodestra, dei colleghi anche del centrosinistra e so che sarebbero stati comunque liberi, ma la legge elettorale tutela tutti, perché da questo punto di vista l'espressione è la più libera possibile.